Sarebbero sbarcati all'Arcella in zona Piazzale Azzurri d'Italia, San Carlo e dintorni da un paio di settimane. Una novità. Spacciatori giovanissimi, minorenni, si muovono fin dal mattino presto, alle prime luci dell'alba, dopo aver dormito all'aperto, perché i clienti della droga a quell'ora ci sono già. La notizia del fermo di un 14enne nordafricano preso e denunciato dai vigili urbani mentre vendeva una dose di cocaina appena fuori dalla Galleria San Carlo e via Cardinale Agostini ha fatto rialzare la voce agli abitanti dei rioni limitrofi. L'avevamo già detto, ci raccontano, pretendendo l'anonimato, anche a un paio di assessori passati di qua. Un grido d'allarme che si è avverato, che in parte è stato fermato con l'arresto di domenica sera, ma che pare abbia numeri importanti nella quantità di pusher minorenni, maschi, femmine, italiani e stranieri, nei consumatori e nelle dosi vendute. Durante il mercato settimanale spariscono, nel tardo pomeriggio riappaiono, organizzati e sfrontati. Se minori di 14 anni non sono punibili per legge. Il 14enne scoperto domenica ha tentato di colpire i vigili per evitare la perquisizione. Aveva 165 euro in contanti frutto dello spaccio. Dopo essere stato identificato, il Tribunale dei minori di Venezia ha deciso di affidarlo a una comunità protetta.